Prima di tutto il Nord. Senza mezzi termini il popolo della Lega ha invocato il proprio diritto a gran voce nel corso della 2 giorni padana che si è tenuta venerdì e sabato presso gli impianti sportivi di Brugnera. Un governo nazionale incapace di ascoltare e capire la realtà di un paese chiaramente a 3 velocità. Il Nord tira mentre da altre parti si aspetta, ma soprattutto prima si munge, poi si attinge e forse si applica. Il problema è evidenziato nel corso del dibattito tra i sindaci del Friuli occidentale, di tutti gli schieramenti presenti, moderato dal nostro direttore Gigi Di Meo. La parola tasse come un ritornello si sentiva echeggiare all'interno della tensostruttura, in modo chiaro e trasparente, con la folla di estrazione verde, ma dall'umore nero, capace di riscaldarsi esprimendo il proprio orgoglio davanti al sole delle Alpi. Sotto la linea gotica fanno finta di capire, pensano che tali iniziative siano goliardate, invece la realtà è ben diversa. Il Nord spinge, preme perché i suoi diritti vengano messi finalmente, e non solo a parole, nero su bianco. La gente stufa, paga le imposte, mantiene il carrozzone, ma di ritorno da parte dello Stato centrale nemmeno l'ombra. Il tempo del dire come il fumo negli occhi da queste parti alle ore contate, come un magma di un vulcano sta iniziando a risalire, pronto a eruttare tutta la sua forza. Il Nord c'è, ma stavolta vuol far vedere a Roma che non scherza. Si dice che l'Italia sia una democrazia occidentale. Bene, dopo 60 anni lo dimostri con i fatti.